Pronti? 1, 2, 3. Subito buono il segnale, cerca di avvantaggiarsi a Light Griff dall'esterno che va a condurre nei confronti di Panther Nord, sono i due più veloci. Ha avuto problemi Numero invece 1 Peter Pan GSO che viene squalificato. E in terza posizione ci sembra di intravedere Tesla, poi Ragazzo dei Sogni, via via gli altri, mentre i 200 vengono completati in 15 numero e 4 Ragazzo dei Sogni squalificato. Ragazzo dei Sogni all'esterno, numero non tarda a progredire 13 Ursula Baba squalificato. Putnik Daghi avanza, ma Unlight Griff intende correre al comando e lo fa capire all'avversario, che si accoda in seconda posizione, 29,7 i primi 400, e quindi si accoda Putnik Daghi. Ricordiamo i favori sono per Pascià dei Greppi, numero 14 dello schieramento, 2,97 la sua quota, ma ha giocato anche a Light Griff, è giocata perché l'alternativa principale è a 3,47. Intanto gli 800 metri iniziali sono completati nell'ordine del 1 minuto e 8 decimi, tiene quindi andatura viva la battistrada. In seconda posizione Putnik Daghi che concede un paio di lunghezze, poi in terza c'è sempre Panther Nord che precede Tesla, via via tutti gli altri, nessuno per il momento all'esterno riesce a farsi luce per il ritmo piuttosto sollecito della battistrada. Intanto 1,17 il primo chilometro con Unlight Griff che guida nei confronti di Putnik Daghi, e Panther Nord all'esterno c'è Roger O.P. che cerca di farsi luce, e poi c'è la terza ruota di Pascià dei Greppi. Quando siamo a un giro dalla conclusione sposta a questo punto Putnik Daghi, Putnik va su Unlight Griff in anticipo su Pascià dei Greppi e Roger O.P. che Pascià dei Greppi invece in terza ruota, 600 scarsi ora alla conclusione, un parziale in 15 con Putnik Daghi che ha anticipato gli avversari. Roger O.P. si è potuto accodare in terza posizione, poi c'è Panther Nord che però è in lieve difficoltà, 400 al palo con la Light Griff in vantaggio, Putnik Daghi in seconda posizione, poi Roger O.P. tenta di avanzare anche Pippino Baggins dal terzo nastro, e siamo a poco più di 300 metri dalla conclusione con lo scatto di Roger O.P. Roger O.P. si proietta su Light Griff al completamento della curva finale, ultimi 180 metri di gara con Roger O.P. che attacca deciso a centropista, cerca di difendersi al Light Griff. Roger O.P. però ha energie migliori ed è finale. Roger O.P. passa per vincere su al Light Griff. Al terzo posto finisce Putnik Daghi davanti a Pippino Baggins e Pascià dei Greppi. 1,16,2 il ragguaglio conclusivo per Roger O.P. Michele Canali che guida al meglio, si lascia anticipare da Putnik Daghi, ma poi riesce a trovare la terza posizione, a riposare per un po' con il proprio allievo e poi scattare sulla curva conclusiva per passare nettamente nel finale contro una generosissima Light Griff che conserva un netto secondo posto davanti a Putnik Daghi, mentre il quarto posto è appannaggio di Pippino Baggins, nonostante i 40 metri da recuperare, precede Pascià dei Greppi al quinto. Successo quindi per Roger O.P. che paga la quota di 10,04 al totalizzatore, Michele Canali in sediolo per il training di Vito Denunzio e di Claudio Ferri. Rivediamo le battute conclusive. Roger O.P. che passa agevolmente nelle battute finali. Avevamo detto una carta bugiarda quella di Roger O.P. perché il cavallo sta andando forte, e in effetti Roger O.P. oggi ha dimostrato di andare veramente forte per battere una Light Griff che ha corso comunque molto molto bene e rimane ancora buona seconda sul traguardo davanti a Putnik Daghi. E come detto, al numero 15 Pippino Baggins, al numero 14 Pascià dei Greppi, un arrivo che recita dunque numericamente 6, 5, 9, 15, 14, ma aspettiamo ovviamente l'ufficializzazione dell'ordine d'arrivo.